È un sogno che è diventata realtà e grazie al sacrificio di più persone, non solo mio, e anche di Rete Veneta comunque, perché ha dato un grosso incentivo. La notizia dell'ok ufficiale all'apertura del centro prelievi di San Vito per Stefania Pontarolo è un sogno che diventa realtà. Rete Veneta si è impegnata fin dal principio per arrivare a questo obiettivo, ovvero all'apertura del punto prelievi nel quartiere più popoloso di Bassano, un percorso a tratti anche tortuoso. E numerosi sono stati gli ostacoli e nonostante comunque anche alle cattiverie e alla malafede di un presidente di quartiere che avrebbe dopo tutto avrebbe dovuto collaborare perché è un servizio per i cittadini. Tra gli attori di questa operazione c'è anche il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Nicola Finco. Abbiamo ritenuto opportuno aprire un centro prelievi proprio in quella parte di Bassano per essere funzionale non solamente al quartiere di San Vito, ma anche agli abitanti di Romano de Zelino. Quindi penso una presenza importante, sicuramente un servizio che permetterà a moltissime persone di avere delle prestazioni sanitarie in tempi molto più veloci. E intanto Stefania Pontarolo guarda già al prossimo obiettivo, ampliare i servizi del centro prelievi con un ambulatorio infermieristico per i cittadini in difficoltà economiche.